Euroregione News. Cantine aperte, il Friuli Venezia Giulia presenta i vini migliori. Arrivata finalmente la 27esima edizione di Cantine Aperte, festa dell'enoturismo anche in Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento più importante per tutti gli amanti del vino buono è il 25 e 26 maggio. La presentazione ufficiale è ad Aquileia con la presidente di Movimento Turismo del Vino FVG Elda Felluga, il coordinatore di Cantine Aperte FVG Massimo Del Mestre e l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emilio Bini. Un weekend il 25 e il 26 maggio dedicato al vino, all'enogastronomia e alla cultura. Circa 70 cantine si aprono agli enoturisti facendo vivere delle esperienze che non solo la degustazione ma anche dei micro eventi in cantina che possono lasciare così un segno significativo nella memoria e nel ricordo degli enoturisti che ci vengono a trovare. Quindi una sinergia tra il mondo della produzione, il mondo del turismo e il mondo della cultura. Il tutto parte da Aquileia, 2200 anni, non per niente i riflettori si accendono su questa bellissima città, questa bellissima realtà. Si potranno visitare in bicicletta e si potranno visitare anche i siti archeologici gratuitamente, questo grazie alla Fondazione Aquileia, quindi un momento da non perdere in assoluto. Ma Cantine Aperte non è solo qui, Cantine Aperte si svolge in tutta la regione, in tutto il territorio. 2 giorni come ho detto, il 25 e il 26, il 25 è dedicato proprio all'enogastronomia attraverso la cena col vignaiolo dove i protagonisti incontreranno a tavola gli enoturisti, gli appassionati e le persone che comunque, anche se anche a noi vicine, desiderano così vivere un'esperienza particolare, curiosa. L'occasione speciale per conoscere non solo le cantine, non solo i protagonisti, quindi i produttori, ma anche le peculiarità, i micro eventi che queste cantine dedicano proprio all'appassionato, al turista, al vicino di casa. Quindi buon Cantine Aperte a tutti e ricordo anche sabato a cena col vignaiolo, non mancate. Grazie. Oggi siamo proprio qui ad Aquileia perché quest'anno abbiamo voluto coinvolgere anche la cittadina di Aquileia proprio per enfatizzare i 2200 anni dalla fondazione. Le 5 aziende sul territorio hanno aderito a questa manifestazione per la prima volta proprio per cercare di creare questa sinergia tra quello che è il turismo culturale ma anche il turismo enogastronomico. Noi riteniamo che Aquileia è una case history in quanto siamo riusciti a unire a creare una collaborazione col territorio, con l'associazione del territorio, quindi associazioni culturali ma anche con i vignaioli. Va detto un concetto importante che Aquileia si trova in una posizione molto importante in quanto ha il balneare a Grado vicino e proprio questo weekend ci sarà un importante convegno di medici di lingua tedesca e quindi cercheremo di creare queste sinergie. Questo esempio stiamo cercando di svilupparlo nella regione, nelle cittadine vocate all'enogastronomia proprio per far partire l'idea imprenditoriale del produttore che si occupa di enoturismo, ma cercare di creare delle sinergie territoriali, quindi combinando e creando dei circuiti culturali e enogastronomici che sempre di più da indagini vengono richiesti. E va detto che quest'anno, come ogni anno, stiamo puntando a stimolare le aziende a creare delle esperienze. Ormai la visita in cantina, la visita da barricaia è sempre importante, ma bisogna creare uno stimolo un po' più emozionale, bisogna personalizzare, bisogna cercare di dare il cosiddetto valore aggiunto. Quindi le aziende si sbizzarriscono in creazione veramente di varie tipologie, dalle gite con le jeep nei vigneti, a momenti musicali, a coinvolgimento di artisti che modellano la creta ad esempio, quindi veramente sempre di più stiamo cercando di targetizzare in modo che l'utente possa andare a scegliere quello che più preferisce. Questo tipo di esperienze che chiaramente a Cantine Aperte vengono molto enfatizzato, Cantine Aperte è un megafono che va a enfatizzare, a stimolare l'esperienza in cantina. Stiamo cercando di svilupparlo come sempre, l'obiettivo del Movimento Turismo del Vino, di svilupparlo tutto l'anno, proprio per continuare a dare la possibilità al turista che viene nella nostra regione e per motivi e per altri motivi di poter usufruire di questi prodotti turistici già predisposti, già
pronti. Chiaramente tutto quello che avviene in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, andiamo da Trieste a Sacile, quindi abbiamo, oltre, come diceva la Presidente, abbiamo circa 70 aziende che aderiscono e 70 aziende che sempre di più credono in questo prodotto turistico e capiscono che sempre di più il concetto del B2C, cioè del cliente finale, è importante. Siamo alla presentazione della 27esima manifestazione Movimento Turismo del Vino, FVG, insomma una grande manifestazione che in questi anni è cresciuta ed è stata in grado di coinvolgere cammin facendo tutte e 4 le province. Sono 68, se non erro, le cantine presenti, insomma non solo enogastronomia, ma in questo caso abbiamo anche il connubio con la cultura, ed è una cosa che io sto dicendo da tempo. L'enogastronomia rappresenta assolutamente un driver importantissimo per il turismo del Friuli Venezia Giulia, ma in questo caso con questa manifestazione uniamo al turismo enogastronomico anche il turismo culturale. Comunque quest'anno ci troveremo davvero tutti assieme il 25 e il 26 maggio a questa 27esima edizione di Cantine Aperte. Da Aquileia per Euroregione News, Marco Masciò. Euroregione News.